Un'intervista molto bella per me oggi, molto emozionante perché parliamo di un argomento a me molto caro. È uscito un singolo, Vorrei un'ora, che è il frutto della collaborazione di due musicisti del panorama musicale genovese che sono qui con me oggi. Io sono molto onorata di averli qui con me. Giorgio Usai, buongiorno. Loredana Buongiorno. Cagnes, buongiorno. Buongiorno, è un piacere. Voglio subito sapere tutto di questo brano, da chi è partita l'idea, ma già lo so. Sai già tutto. Io posso solo dire che è un mio primo e unico 45 giri da solista del 1982, quindi 40 anni dopo è arrivata. Tu hai scritto questo brano. Noi abbiamo fatto questa Vorrei cosa un'ora. nell'82. Ok. Nell'82, adesso posso anche dire la ragione, io sono venuto via dai New Trolls Sì. nell'82, nell'81, vabbè quello che fosse, la UEA, la Warner Bros. Mi ha imposto di fare un 45 giri da solo perché tu vieni via dai New Trolls, devi fare, e dico no, non mi interessa, io da solo non sono capace. Io sono abituato a suonare con le band, con i gruppi sempre, da sempre, sono nato con i gruppi dove vado da solo e infatti comunque poi ho detto vabbè facciamo sto 45 e andavo a fare le promozioni da solo, capisci? Mi mancavano tutti gli altri 5. Mi mancavano tutti gli altri 4 o 5, altri in quel periodo eravamo in 6, quindi mi mancavano gli altri 5. E boh, comunque. E poi sono passati gli anni e poi arrivata 40 anni dopo. Comunque nasce da un'amicizia che era già nata da voi un po' di anni fa. beh, giusto? sì, Una sì. bella Ci amicizia, conosciamo voi vi conoscete da tanto. Dal 94. Dal 94 sì. io andavo ancora a scuola di canto dalla Dea e sono andata nel suo locale, la Vaschetta. Mi ha sì. Famoso locale. famoso, mi famoso. ha fatto salire sul palco, mi ha fatto cantare, ho fatto la gavetta lì con dei signori musicisti, lui, Nico Di Palo e chi più ne ha più ne E metta. tante altre. Certo. E da lì siamo diventati amici musicali, ma amici, perché poi Sì, comunque lui, come dico sempre, fa parte della mia vita. Cioè, conosce i miei genitori, ha visto mio figlio piccolino, mi ha vista piccolina a me, cioè proprio, e io infatti lo chiamo guru. Il tuo guru. Lui è il mio guru, perché E tu hai così. sentito Vorrei un'ora, hai sentito l'originale e ti sei innamorata di questo brano. Mi ha fatto sentire 4 canzoni che aveva Ok. fatto lui e mi ha detto scegli, e di Vorrei un'ora mi ha colpito in particolar modo il testo che ha scritto Lucio Fois e la musica di Beppe Quirici, sono icone di nuovo. E Abbiamo il fatto testo è assieme. stupendo, non so se lo hai Sì, sì, ascoltato, sì, è assolutamente. bellissimo, è bellissimo. Era un pezzo un po'. Quindi lo hai chiamato e gli hai detto Giorgio, ho No, deciso. Ma e le ho detto, se Infatti, esatto. le metto, voglio cantare un pezzo con te, solo con te, no un pezzo dei New Trolls, Infatti, volevo Giorgio uscisse Usai. Giorgio Usai, E dico, guarda, io ho fatto un 45 di un discreto successo e un altro che però è rimasto lì. E quindi ho detto, ascoltatelo un po', vedi quale preferisci. E poi ho detto, "No, sì, vorrei un'ora, un pezzo. In mi è effetti piaciuto più di tutti. è un pezzo abbastanza easy listening, no? È abbastanza orecchiabile. Sì, sì, poi il ritornello ti entra in testa, dicono Assolutamente. È un tutti. po' Tra l'altro tormentone. l'abbiamo beccati proprio al volo perché sono impegnatissimi. Sì, Nella promozione siete Effettivamente, veramente, avete periodino l'agenda intenso. piena, È un È vero, periodino è vero. intenso. ragazzacci. si fa quello che si può, ragazzi. Sai come si dice? La raccattò fundo da pignata Carpe diem. in È genovese. molto bello però quello che ha detto Loredana, che comunque voleva che fuoriuscisse solo Giorgio Usai, perché Sì. tu hai una carriera, insomma, iniziato nel 62, Sì, infatti. i New Trolls sono, diciamo, quando si parla di te si abbina il tuo nome Beh, in sì, particolar modo. ovviamente. New Trolls. Qualcuno ricorda la Nuova Idea, che è stato anche un gruppo, una band che fino fino al 73 era un bel gruppo, tra l'altro, annoverato tra i gruppi progressive. E diciamo sì, era un pop italiano, rock. Noi veniamo dal rock comunque, noi tutti, tutti noi veniamo dal rock and roll o dal rock proprio, dopo, perché io da bambino ascoltavo il rock and roll di Billie Holiday, di Jerry Lee Lewis, Mamma mia. un po' di scuola voglio dire, i Platters, Che meraviglia. e i Platters, quindi da bambino, per dire, quindi sono nato già con quella
il tarlo della musica ce l'hai dentro, poi se lo alimenti, C'è nel sangue. se lo c'è nel alimenti sangue. con tutte, allora poi dopo... Sì, comunque è vero, volevo che uscisse il nome Giorgio Sai Molto bello. Sì, da è solo. un'occasione. Cioè, vabbè, insieme a me, ok, però Giorgio Sai. Tu invece come genere musicale? Io spazio, dico Infatti, sempre. te lo lascio dire. Pop fusion intendo come dal jazz al soul al funky, infatti questa l'abbiamo fatta versione funky. Sì. Sì, abbastanza, è Spazio, vero, anche spazio già. un po'. Sì. Molto bello, veramente molto bello. Ma lei è molto, quello che ha una versatilità nella voce molto, molto particolare. E ho avuto una bravissima maestra, la stessa insegnante dell'Antonellina dei Mattia Bazzar. Io dico sempre Dea di nome di fatto. La mia seconda mamma, adesso vabbè da qualche anno il mio angioletto, però sì, eravamo legatissime. Quindi raccontatemi un po', adesso partiranno le date estive, immagino, adesso sarete impegnati. Sì, diciamo che siamo, allora, come duo, no? Sì, questa è una cosa Vostra. Questa è una cosa- parallela alle nostre... Alle vostre varie carriere. Sì, Sì, perché abbiamo, io personali. per, è un di più, col mito Neutros comincio adesso venerdì Perché tu prossimo. adesso sei nel mito dei Neutron. Sempre continuiamo, noi dico, se vogliono che noi la smettiamo dovete abbatterci a fucilate. Com'è la formazione del mito? Allora il mito c'è i vecchi, tra virgolette, perché c'è dalla vecchia formazione c'è Ricky Belloni e io. Poi c'è Andrea Cervetto, Sì. bravissimo. che ho portato io nei New Trolls. Perché lui è il Pippo Baudo della situazione, come ha scoperto me. L'ho scoperto io. È vero. No, l'ho portato perché serviva una voce alla New Trolls e un chitarrista bassista nello stesso tempo. E poi c'è Alex Polifrone, detto Polipo, ed è entrato anche lui, cos'era, primi anni 90, dai primi anni nel 2000 mi sembra, nel 2000 è entrato, quando io sono rientrato poi nel gruppo, allora abbiamo cambiato forma, c'era Gianni Belleno Sì. in quel periodo, è andato via Gianni che si era stufato, è entrato Alex e siamo, diciamo, la formazione fissa è questa qua. Non abbiamo mai litigato tanto così, a differenza dei Neutros famosi, che purtroppo la storia di Neutros è infinita, è costellata di entri, esci, entrate, uscite, litigi. È un gran pezzo di storia della musica italiana. D'altronde noi abbiamo assunto questo aggettivo, sostantivo, il mito Neutros. Okay. E tu Loredana invece cosa stai facendo? So che sei piena. Abbiamo parlato di Andrea Cervetto e una delle scuole dove insegno è la sua, Sì. La Cavern Music Academy a Conegliano. Poi c'è un nuovo progetto che io dico sempre shh, così perché è una... Non lo diciamo, però incrociamo le dita. Diciamo, abbiamo il ferro qui, sì, tocca ferro, che sì, ce l'hai. non dico nulla perché sai, tu conosci le gufate. Ne farete altri pezzi insieme? Ci state già pensando? Me lo stanno già chiedendo? Non si sa. Cioè, questo ancora è nato come gioco. Sì, questo. è vero, è nato come un È gioco. nato come un gioco, così vediamo, vabbè, dai. Vedremo cosa porterà e dove porterà, vedremo. Poi ho incontrato un amico che è il produttore, nonché il proprietario di Video Radio Channel. Beppe Aleo. Beppe Aleo, che, Ciao Beppe. che siamo amici da tempo e gli ho detto guarda, se ti interesserebbe, sì, e lui è un vulcano, Sì, anche sì, lui è un è vulcano. innamorato di questa canzone e l'ha messa su tutti i digital store. Se volete comprarla, faccio un po' il genovese, se volete comprare Vorrei un'ora da Giorgio Zai e Loredana Cagnes, dovete andare su tutti i digital store, lo trovate a prezzi commerciali. Vabbè, però Mi sta rubando il lavoro. Cioè l'ho trovato a poche lire, Si sa che non se ne vendono dischi ormai. Ormai no, però insomma in digitale si trovano. Sì. Digitale sì, no, ma infatti io l'ho scoperto dopo, perché io dopo, io sai, a casa c'è ancora, c'è il disco d'oro di quella carezza della sera che siamo riusciti a prendere. C'è nel video il disco d'oro? C'è un flash del disco d'oro. Quando si vendeva 1 milione di copie, capito? Io vi devo fare una domanda a tutti e due, che è una domanda di quelle
tremende, che Tremende. no, di quelle che fanno tutti, ma io sono curiosa. Io voglio sapere il vostro idolo musicale. Uno, me ne basta Vai. uno. E non ne ho solo uno. Il Non ne primo ho- che ti viene in mente. Il primo che mi Magari col quale hai iniziato a cantare, col quale hai scoperto la musica. Olivia Proprio- Newton-John. Olivia Newton-John. Tu, Giorgio? Io è inevitabile, Paul McCartney. Hai capito? Hai detto niente, ma perché siamo beatlesiani noi comunque. anche io, Noi anche come band New Trolls siamo beatlesiani. Senti Giorgio, ora ne approfitto un attimo, ma tanto lo faranno tutti. Ora sei qui, New Trolls, quella carezza della sera. Io l'adoro quella canzone. Raccontami qualcosa. È diventato ormai anche questo un evergreen. È un pezzo che è nato, la storia è simpatica, posso raccontare, noi eravamo in tour con Ornella Vanoni ed eravamo a Lugo di Romagna, finita la serata, cena, tutto, i bagioni, andiamo in albergo e devi sapere che Ricky con Gianni Bellina erano sempre con la chitarra, sempre. Vanno in camera, si mettono lì, e si mette, esce fuori questo pezzo, questa cosa. Vanno da Giorgio D'Adamo, che dormiva, stava dormendo. Senza nessun Senti, riguardo, senti, lo sveglia. Senti un attimo, that's for you. E lui poi sai con l'inglese. Sì, sì, e finto che- inglese. cioè, lui si sveglia e fa, cos'è? Una cagata pazzesca. Vedi? appena sveglio. Alla Fantozzi. E da lì, infatti, tutte le volte andavamo a fare, ascoltare i pezzi, se era brutto, è un successo. E poi Che siamo... brutta sta cosa, però poverino. no, era simpatica, raccontavamo. E siamo andati a registrare a Parigi, al Château de Rouville, siamo andati a registrare lì perché dovevamo fare una colonna sonora di un film spagnolo, che era un film che si rifaceva molto alla Febbre del Sabato Sera, sai, quelle imitazioni più o meno. E abbiamo fatto questi pezzi alla Bee Gees, perché ai tempi erano... Poi noi avevamo le voci alla Bee Gees, Gianni Belleno col falsetto pazzesco e noi tutte, insomma, poi i pezzi ritmati, e siamo stati in classifica in Spagna, primi in classifica con questi pezzi di questa colonna sonora. Ne abbiamo approfittato del fatto che eravamo a Parigi, in questo castello, abbiamo cominciato a mettere giù le basi della carezza della sera. Abbiamo scelto questo castello perché ci avevano registrato i Bee Gees, tutta la colonna sonora della Febbre del Fibo. C'erano stati i Queen, c'era stato Elton John che aveva registrato 2 o 3 LP che si intitolavano Honky Chateau. Conosco. Ecco, tutto lì. E noi siamo arrivati, anche noi, abbiamo detto dai, facciamo anche il nostro successo meraviglia. mondiale. Infatti. Mondiale, comunque, fatti conto che il nostro arrangiatore, che era Gianfranco Lombardi, arrangiatore anche della Vanoni, insomma, vabbè. Quando siamo arrivati a Parigi, ognuno poteva scegliersi una delle stanze di questo, era un castello, capito? E poteva scegliere. E lui si era scelto la stanza dove aveva alloggiato Mozart. E c'era lo spirito di Mozart che alleggiava, a quanto pare, e dava delle idee. Che meraviglia, che storia! Queste cose, e non solo. C'è anche, e non è una leggenda, la verità, in una certa traccia, forse una traccia registrata, si sentono dei campanellini. Che voi non avete messo. Mai. Nessuno ha mai messo. Il mistero campanelli. E io invece mi ero scelto la stanza di Elton John. Bravo. Ricordo che me l'hai Ti detto. stimo, fratello. La stanza di Elton John che aveva un letto immenso con una pelliccia a mo' di coperta. È vero. Era tutto. Che meraviglia. Era divertente, siamo divertiti da matti. Beh, ma sicuramente il vostro è un mondo dove sicuramente c'è fatica, sicuramente, però la passione
credo che ti nasca da piccolo, cresca con te e sia impossibile contenerla da qui all'eternità. Che la musica ti scorre nelle vene. Esatto. Nasci Sì, col sì, tarlo sì. nel sangue, non puoi farci niente. Con questa bellissima immagine di questi due ragazzacci con il loro singolo Vorrei un'ora. Io vi faccio intanto, vi ringrazio per essere stati qui con noi, è stato un piacere, un onore e vi faccio tantissimi in bocca al lupo. Grazie. Tantissimi. Piacere e l'onore, il mio, penso anche il suo sicuramente. Grazie ancora veramente.